Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e da DASOE dell'Assessorato regionale alla salute. Siamo negli studi TV di Collage insieme a degli ospiti, ne abbiamo anche uno in collegamento per dare voce alla buona sanità in Sicilia, dimostrando che in alcuni casi non sarebbe necessario recarsi fuori dalla nostra isola. Siamo qui in studio con la dottoressa Caterina Patti, benvenuta. Grazie per l'invito. Direttore dell'unità operativa complessa di oncoematologia degli ospedali riuniti Villa Sofia e Cervello, Palermo. Siamo anche in compagnia e studio del professor Sergio Siracusa. Benvenuto. Grazie. Direttore di oncoematologia al Policlinico di Palermo, e in collegamento il professor Francesco Di Raimondo. Benvenuto anche a lei. Buonasera. Direttore dell'unità operativa complessa della divisione clinicizzata di ematologia al Policlinico di Catania. L'argomento che tratteremo abbiamo circoscritto in linfomi e mielomi. Chiaramente noi in questo progetto Curarsi in Sicilia affrontiamo varie tematiche, quindi dai punti di vista di chi ovviamente ha quotidianamente ha a che fare con con questi pazienti. Nel caso specifico io direi di partire dai DRG di fuga, proprio perché si parla di questo, di come contrastare la mobilità passiva. Dottoressa, perché e cosa succede in pazienti appunto che hanno legati al problema dell'oncoematologia? Allora, fermo restando che in Sicilia ci sono tante ematologie dove è possibile curarsi nel migliore dei modi in qualsiasi delle ematologie siciliane, perché ci sono dei professionisti fra i migliori d'Italia, dove i pazienti hanno accesso alle migliori cure, sia quelle fornite dal Sistema Sanitario Nazionale che quelle a disposizione grazie ai trial clinici che sono disponibili in tutti i centri ematologici. Quindi oggi in Sicilia chi ha bisogno di essere curato ha a disposizione le migliori cure. Purtroppo qualche paziente sfugge e va via. E in particolare, per rispondere alla sua domanda, nel 2023 per esempio 117 pazienti sono andati a effettuare un trapianto di midollo o CAR-T fuori dalla Sicilia, ma avrebbero avuto l'opportunità di farlo perché noi abbiamo le professionalità, abbiamo le strutture all'altezza per sopperire a tutte le necessità attuali, se consideriamo le attuali, quelle odierne. Quindi le motivazioni quali sono? Sono andata ad analizzare dettagliatamente il numero per centro e per città. E ovviamente quasi il 50% dei trapianti o CAR-T che sono scappati di fatto non sono scappati, sono pazienti della città di Messina che sono andati a fare il trapianto nel centro trapiantologico più vicino, che è quello di Reggio Calabria. Quindi nella vera sostanza sono soltanto circa 60 pazienti quelli che sono sfuggiti. Di questi 15 sono pediatrici, purtroppo i centri di riferimento nazionali per i trapianti pediatrici, lo sappiamo, sono al Bambino Gesù, al Gaslini, quindi questi diciamo sono giustificabili, anche se poi vediamo come possiamo risolvere anche questo problema. Di fatto sono circa 50 i pazienti che sono andati fuori, che potevano essere curati qui da noi, e le motivazioni possono essere le più svariate. Consideri che questi pazienti hanno bisogno di un supporto, di un caregiver, di un familiare durante il periodo dopo la dimissione dal centro trapianti, e molti probabilmente hanno dei familiari vicino ad altri centri ematologici di eccellenza, per cui magari preferiscono fuggire per questo. Però voglio sottolineare il fatto che noi oggi saremo all'altezza di non consentire nessun DRG di fuga dalla Sicilia. Chiaro. Professor Di Raimondo, alla luce anche di quello che è stato detto, qual è l'attuale necessità e quali sono le prospettive? Si può fare anche una proiezione un po' futura legata appunto a questo tema?
Certamente, la previsione futura è che la necessità di posti letto di trapianto aumenterà sicuramente nei prossimi anni, anzi c'è già una necessità di un sicuro aumento, di una necessità di aumento dei posti letto di trapianto. Dobbiamo considerare che al momento probabilmente nel Palermitano il numero di posti letto è sufficiente al momento, magari non lo sarà nei prossimi anni, ma soprattutto è del tutto insufficiente il numero di posti letto per trapianto, cioè l'offerta sanitaria per trapianto che abbiamo nella Sicilia orientale. Perché nella Sicilia orientale il trapianto al momento si fa soltanto a Catania e il numero di posti letto è molto limitato, circa un quarto del numero di posti letto presente a Palermo. Quindi questo significa che molti pazienti della Sicilia orientale sono costretti ad andare in altri posti. Noi generalmente consigliamo ai nostri pazienti di andare a Palermo, dove c'è appunto la possibilità di un'offerta sanitaria di trapianto più ampia. Però, come diceva giustamente la dottoressa Patti, molto dipende dalle condizioni del familiari, diciamo. È molto frequente che un paziente abbia un figlio, un fratello, qualcuno che abiti in città del nord. Purtroppo dalle nostre parti sta diventando estremamente frequente avere un parente che abita a Milano, Roma o un'altra città del nord. E quindi per questi pazienti è molto più facile andare, farsi fare il trapianto a Milano, per esempio, che non a Palermo, perché sebbene Palermo sia geograficamente più vicino, però il disagio è sicuramente superiore. E lo stesso vale, appunto, come si diceva prima, per i pazienti del Messinese, che trovano più comodo andare a Reggio Calabria e non possono essere accolti a Catania, perché a Catania non abbiamo la possibilità di fare i trapianti anche dei pazienti del Messinese. Quindi il problema è ben chiaro. La soluzione sarebbe relativamente facile, che sarebbe quella di aumentare il numero di posti letto per il trapianto. Bisogna considerare poi che nei prossimi anni aumenterà sempre di più la necessità di utilizzare posti letto di trapianto, perché aumentano le indicazioni delle cosiddette CAR-T, che è una terapia, diciamo, non è un vero e proprio trapianto, ma deve essere fatto in un luogo, in un centro trapiantologico. Aumenteranno pure le indicazioni per i trapianti e per le CAR-T per altre patologie, per esempio le patologie autoimmuni. E soprattutto nell'ambito dell'ematologia aumenteranno le necessità di trapianto o comunque di una terapia che viene svolta in un reparto di trapianto, per esempio la terapia genica, anche per le malattie ematologiche non neoplastiche. Vedi per esempio la talassemia, vedi per esempio l'anemia falciforme, vedi per esempio l'emofilia. Ci sarà una necessità di aumentare notevolmente il numero di posti letto di trapianto. Al momento probabilmente Palermo riesce a sopperire a tutte le necessità, a tutte le richieste, Catania assolutamente no. Ma ci sarà un momento in cui anche Palermo, proprio per questo aumento del numero di pazienti che devono essere trapiantati, anche Palermo avrà difficoltà. Quindi diciamo, il messaggio che dovrebbe passare è quello che c'è una necessità assoluta di aumentare il numero di posti letto di trapianto in Sicilia, in particolare nella Sicilia orientale. Si può diciamo, pensare anche di iniziare un programma trapiantologico, per esempio anche a Messina, e questo sarebbe già, c'è qualche novità in tal senso che sarà sviluppata nei prossimi anni, ma certamente bisogna sicuramente ampliare il numero di posti letto di trapianto, e questo purtroppo dipende da una politica regionale che deve essere come dire, attenta e bisogna suggerire alla politica regionale quelle che sono le vie da percorrere per risolvere questo problema. Certo, chiaro. Io a questo punto torniamo in studio e chiedo al professor Siracusa, che tra l'altro è anche vicepresidente della Società Italiana di Ematologia. C'è un dato, in realtà è trasversale anche ai vari ambiti, quello anche della collaborazione di Falvete, anche perché
ci sono delle necessità di cure che poi spaziano a livello territoriale, in particolare anche nei pazienti oncologici che fanno terapie croniche o legate appunto a questo ambito? Sì, allora uno dei grossi risultati che l'ematologia ovviamente italiana, ma questo in tutto il mondo, ha ottenuto è quello di aver cronicizzato fondamentalmente i tumori. Cioè noi abbiamo dei pazienti oncologici che nella maggior parte dei casi, facendo delle terapie croniche con dei farmaci nuovi, sono dei farmaci che non possono più essere considerate delle vere e proprie chemioterapie, ma sono dei farmaci che modificano il sistema immunitario, rendono il sistema immunitario nuovamente in grado di combattere le cellule tumorali. Di fatto noi abbiamo cronicizzato molti tumori, avendo un doppio risultato ovviamente, quello di poter tenere sotto controllo la malattia anche per molti anni. Questo vale soprattutto nei linfomi, vale nei mielomi, ma vale anche in altre patologie, nelle neoplasie mieloproliferative, garantendo una buona qualità di vita. Cioè questi pazienti generalmente sono in grado di poter continuare la loro vita di relazione, la loro vita sociale, eccetera. Anche perché dovete considerare che è vero che molte patologie oncoematologiche possono riguardare i pazienti, diciamo, cosiddetti anziani sopra i 65 anni, ma abbiamo una grossissima fetta di pazienti giovani o di giovani adulti. Quindi quando noi iniziamo una terapia delle croniche in un ragazzo di 30 anni, noi ci aspettiamo 40 anni di terapia e 40 anni di aspettativa di vita, quindi su questo bisogna ragionare. Questo concetto che cosa pone? Pone innanzitutto il fatto che le ematologie siciliane devono essere all'avanguardia nel fornire le migliori terapie possibili, quindi il discorso che è stato appunto accennato dai miei due colleghi è proprio la necessità di poter garantire l'accesso alle migliori terapie possibili e quelle più innovative. E non solo le previsioni di adesso, ma sulle previsioni di un immediato futuro che riguarderà appunto non soltanto le patologie oncologiche, ma anche quelle ematologiche non neoplastiche, tipo la talassemia, l'emofilia e quant'altro. Non solo, ma anche i colleghi che si occupano di oncologia di tumori solidi dovranno avere accesso anche a quelle che sono le nostre terapie innovative, perché molte di queste terapie coincidono anche con il trattamento dei tumori solidi. Quindi diciamo esiste una sorta di partnership tra le due discipline. Ma qual è il vero punto? E questo potrebbe spiegare anche qualche DRG di fuga, nel senso che nel momento in cui noi abbiamo dei pazienti che diventano cronici, che hanno una buona qualità di vita, ma che comunque devono essere seguiti, hanno bisogno di quella che è anche una risposta della medicina territoriale, perché noi non possiamo pensare che un paziente che sta ad Agrigento ogni giorno debba venire a Palermo per avere la somministrazione di un farmaco. Questo è un grosso gap. Noi nell'ambito della Società Italiana di Ematologia abbiamo redatto un paio di documenti in collaborazione con il Ministero proprio per favorire quella che è la possibilità di trasferire sul territorio anche quelle che possono essere delle cure che vengono ovviamente investite dalle ematologie principali. Questo è un problema che chiaramente le regioni dovranno affrontare, quindi migliorare le ematologie che erogano, diciamo, la più alta qualità di assistenza, aumentando i posti e quindi anche le risorse, e nello stesso tempo garantire una stretta collaborazione con il territorio per la gestione di questi pazienti cronici. Torno alla dottoressa Patti. Per quanto riguarda, quindi, lei diceva non c'è necessità di reclutamento fuori. Cioè, qual è il dubbio che spesso vi trovate magari a chiarire nei familiari o direttamente nei pazienti che pensano ancora, nei quali c'è questa credenza che appunto non c'è una mancanza di informazione, sono titubanti perché non si fidano? Guardi, questo succedeva tanti anni fa, sicuramente tanti anni fa, molti medici di famiglia e molti anche colleghi ospedalieri tendevano a mandare fuori i pazienti, però questi pazienti adesso ci ritornano, cioè se vanno fuori, vanno a Milano, vanno negli altri centri ematologici italiani, ritornano perché si sentono dire: ma che siete venuti a fare se a Palermo c'è Tizio, Caio e Sempronio? Quindi devo dire che adesso c'è sempre questa tendenza ad andare fuori perché si pensa che fuori le strutture sono sicuramente migliori, l'organizzazione è sicuramente migliore. Ci sono dei pazienti siciliani che vanno a Milano e in 24 ore fanno quello che magari noi non riusciamo a fare perché abbiamo un sovraffollamento, quindi questa è la ragione. Loro sono probabilmente molto più organizzati, però noi stiamo superando anche questo gap e quindi devo dire che questo problema lo riscontriamo sempre molto meno frequentemente. Professore Di Raimondo? Io concordo con quello che ha detto la dottoressa Patti, però
bisogna considerare che se alcuni centri sono più organizzati è perché sono dei centri privati convenzionati, e quindi per loro è molto più facile essere organizzati, perché i contratti di lavoro sono di tipo privatistico. Noi purtroppo soffriamo di una condizione in cui diciamo, la professionalità di alcune figure non è facilmente gestibile. Poi abbiamo anche difficoltà nell'accoglienza, per esempio il CUP, il famigerato CUP, non risponde mai al telefono. Quindi ci sono degli aspetti organizzativi che andrebbero gestiti in una maniera come viene gestito nel privato, e purtroppo questo è ancora molto difficile da applicare dalle nostre parti. Professore, per quanto riguarda invece lei, appunto, rappresenta la parte della Sicilia orientale, qual è invece, insomma, la cosa positiva legata appunto all'ambito in cui lavorate? La cosa positiva è che ovviamente come dire, l'entusiasmo che ci viene dall'ottenimento di certi risultati, come si diceva prima, come diceva prima il professor Siragusa, molte patologie che prima erano delle patologie o non guaribili, o comunque le patologie che avevano una durata media piuttosto limitata, adesso non esistono più. Noi anche per le patologie che non sono guaribili sicuramente abbiamo dei lunghi periodi di sopravvivenza del paziente. Alcune patologie avevano prima una durata media di 3 anni, adesso hanno una durata media di 12 anni di vita, quindi tutto è aumentato. Però purtroppo questo aumento della sopravvivenza significa anche un aumento della prevalenza della malattia, quindi ci sono molti più pazienti e facciamo fatica in qualche modo a gestire tutti questi pazienti, proprio perché diventano tanti. Il nostro personale, la nostra dotazione organica era tarata a 20 anni fa, quando i pazienti erano un numero limitato. Adesso, proprio perché i pazienti, perché certe patologie sono in aumento dal punto di vista dell'incidenza, ma soprattutto sono in aumento dal punto di vista della prevalenza, cioè del numero di pazienti che si accumulano, perché per fortuna hanno una durata media della loro sopravvivenza molto più prolungata. Però le strutture, come dire, fanno fatica un pochettino ad adeguarsi a questi numeri così ampi. Però certamente quello che ci spinge, quello che ci sostiene, sono proprio i risultati che vediamo nei nostri pazienti, vediamo quanto questi pazienti stanno bene, hanno un senso proprio di benessere nonostante abbiano certe malattie. Grazie professore. Mentre lei parlava e anche insomma l'intervento precedente della dottoressa mi ha fatto venire in mente qualcosa, ovvero il fatto che comunque c'è anche, non è una situazione statica, ma c'è un'evoluzione in senso positivo, ovvero quella legata al futuro, alle prospettive, ma anche alla ricerca, perché è bello lavorare anche in una prospettiva legata all'evoluzione, quindi non in emergenza a tamponare, a guarire, a curare, ma anche quelle legate al favorire sicuramente il paziente che è al centro, dare sempre una qualità di vita migliore e di servizi. Professor Siragusa. Sì, infatti è proprio questo, diciamo, la fortuna di poter lavorare in ambito ematologico, perché noi ci troviamo di fronte ad una disciplina che sta drammaticamente crescendo in senso positivo. Questo grazie certamente a quelli che sono i risultati della ricerca clinica, e voglio ribadire che attualmente le ematologie italiane, in generale quelle siciliane in particolare, adottano i protocolli non soltanto più moderni e più attuali in termini di paziente standard, ma quasi tutte le ematologie siciliane hanno delle sperimentazioni aperte. Questo, sperimentazioni cliniche, che cosa significa avere una sperimentazione clinica aperta? Significa che alcune volte noi nei pazienti che sono particolarmente complessi offriamo l'unica opportunità di cura, perché in alcuni casi la partecipazione alle trials cliniche, utilizzare dei nuovi farmaci, non rappresenta un'opzione di cura, ma rappresenta l'unica cura per quel paziente.
Quindi avere dei centri che sono in grado di erogare anche un'attività di ricerca clinica di elevato livello è un'opportunità dei pazienti. Quindi, per concludere, noi non dovremmo avere nessun paziente che vada fuori dalla Sicilia per farsi curare. E spero che il messaggio insomma arrivi chiaro. Posso aggiungere, se posso aggiungere a quello che ha detto il professor Siracusa, voglio dire che noi ematologi siamo da tempo abituati a lavorare insieme e di recente abbiamo inaugurato la rete ematologica siciliana che permette a tutti gli ematologi siciliani di lavorare insieme. E quindi questo sarà sicuramente un ulteriore passo avanti per la gestione ottimale dei nostri pazienti. Certamente. Io ringrazio gli ospiti qui in studio, la dottoressa Patti, il professor Siragusa e il professor Di Raimondo in collegamento, e grazie soprattutto a chi ci ha seguito anche questa volta con attenzione.